Buonasera, siete in tantissimi, favoloso, favoloso. Benvenuti in questa splendida cornice della, storia della nostra città, della città antica di Trapani. Qui potete osservare il bellissimo, meraviglioso cupolone di San Francesco, questo è il famoso chiostro di San Francesco, da molti trapanesi conosciuto come il chiostro dei Marinaretti. E, come dire, questo è anche un luogo storico dal punto di vista cinematografico. Forse qualcuno di voi ricorda che questo è il luogo in cui il famoso regista Damiano Damiani girò le scene della serie televisiva La Piovra con Michele Placido nel ruolo del commissario Corrado Cattani. Lo ricordate? Bravissimi, quindi sono preparati, siete preparati. Grandioso. Benissimo. Allora, prima di passare alla lettura della trama e dello spettacolo, voglio ovviamente ringraziare il nostro grandissimo Franco Marino, un applauso a Franco, Video Service, e agli assistenti Roberto Valenti e Pappalardo. Poi voglio ringraziare anche ovviamente il prof Caltagirone per il video e poi questa sera purtroppo non è qui con noi il Erasmo Miceli, il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Nautico, che da almeno un anno ci ospita qui in questa splendida sede. E infine voglio ringraziare ovviamente il nostro presidente Emanuele Barbara, che invito a raggiungermi. Lele. Ecco, ti do la parola con il suo sempre passo elegante, felpato. Vai. Buonasera a tutti, benvenuti in questa cornice per noi assolutamente nuova. È un esperimento quello che avviamo questa sera al chiostro di San Francesco, dove portiamo in scena per la prima volta hai detto chiostro Marinaretti, che era giusto, però era giusto dire San Francesco. Comunque, vorrei aggiungere, perché prima ha detto se dici San Domenico t'ammazzo. Esatto. Confermo tutto quello che ha detto. Allora, la Calviniana è un'associazione culturale teatrale, principalmente teatrale. Da quando abbiamo avuto l'opportunità di cominciare a collaborare con il preside Miceli, qui con l'Istituto Nautico, abbiamo pensato che questo chiostro dovesse risorgere. Io non so se riusciate a rendervi conto, ma questo è un posto incredibile, cioè questo è un posto che non può rimanere così, con quasi ogni sera le porte chiuse e le luci spente, e quindi la nostra associazione ha deciso di adottare questo chiostro. Abbiamo già avviato un primo lotto di lavori delle luci che vedete sotto il porticato, faremo il secondo lotto di lavori con le altre luci, metteremo le piante ed è nostra intenzione quest'estate, tra luglio e agosto, riuscire a fare 1 o 2 serate evento qui al chiostro. Io penso che possano essere delle belle iniziative sia per la nostra associazione sia per passare delle serate diverse qui al centro storico. Da dietro applaudono, quindi applaudiamo anche davanti. Vicepresidente, devo dire qualcos'altro? No, per adesso no. Posso ridarti il microfono? Va bene, allora ripasso la parola al nostro Sergio che vi leggerà la trama, vi dirà qualcos'altro. Come notate, lì c'è un tavolino, quell'offerta libera scoprirete tra poco per chi è, e devo dire che è una causa importante, ma ve ne parlerà Sergio. La classica nozione che io ho sempre detto ai nostri soci in tanti anni di presidenza di questa associazione è: la cultura non deve avere, per quanto mi riguarda, un biglietto d'ingresso, per cui qui l'ingresso sarà sempre libero. Scoprirete tra poco perché c'è quella cassettina lì. Grazie a tutti. Esatto. Presidente, puoi restare qui con me, non ci sono problemi. Sì, dobbiamo anche dire che appunto questo evento, l'evento di questa sera, non è soltanto finalizzato ovviamente al divertimento, ma è anche finalizzato in parte
alle donazioni verso un ragazzo, un nostro amico Davide Morana, che a gennaio è stato colpito dalla meningite fulminante e ha perso tutti e 4 gli arti. Davide ha reagito molto bene, adesso lui ha creato un account Instagram e Facebook, è diventato praticamente ormai un VIP, adesso si trova in Italia per cominciare la riabilitazione protesica e avrà bisogno di protesi. Davide era uno sportivo, praticava lo sport, correva, amava nuotare, insomma stare con gli amici, ma per poter ritornare ovviamente alla vita di prima avrà bisogno ovviamente di queste protesi che costano molto. Quindi noi vogliamo destinare praticamente la quasi totalità delle donazioni di questa sera, oltre ovviamente alla copertura delle spese per lo spettacolo, a Davide Morana. Davide, quindi, come dicevo prima, ha aperto anche un profilo Facebook dove potete seguirlo, potete leggere la sua storia straordinaria, ha pure un sito internet con tutti i dettagli, insomma troverete lì tutti i dettagli anche relativi alle protesi, e ovviamente ci sono tutte le indicazioni necessarie anche relative alle modalità di pagamento per effettuare le donazioni. Quindi ovviamente il sogno di Davide è quello di ritornare a praticare lo sport, questo è il suo più grande sogno, e per fare ciò ha bisogno del nostro aiuto, quindi confidiamo nella vostra sensibilità. E come dice lui, il suo detto, arriba la vita, su con la vita. Questo è il messaggio più grande che ci può dare Davide in questo momento. Quindi un applauso anche per lui. Adesso possiamo quindi passare alla lettura della trama dello spettacolo, molto breve. Si tratta di una commedia, quindi in 3 atti, di Nino Martoglio, Vocula Ansicula, detto in trapanese Bacula Ansicula, giusto Presidente? E quindi commedia in 3 atti, è un classico, diciamo, del teatro siciliano. Brevemente, Bacula Ansicula è una storia d'amore, di gelosia, forse anche di maschilismo siciliano, di coltello e di prigione. Ambientata in un salone da Barba di Catania nei giorni dei festeggiamenti di Sant'Agata, la storia vede Aitina, giovane orfana abbandonata dal fidanzato Marigio, confortata dalla famiglia di lui e in particolar modo dal fratellastro Neli. Marigio dà sfogo alla gelosia e ferisce Aitina con un coltello. L'uomo viene arrestato e una volta uscito dal carcere ritorna dalla donna, che però questo non ve lo possiamo dire. Quindi buon divertimento e possiamo andare. Viva! Vi prego di contribuire, spendiamo sempre soldi, non si sa mai quanto bene o quanto male. Vi prego di contribuire 1, 2, 3 euro a testa, questo ragazzo ha bisogno di aiuto, aiutiamolo. Buon divertimento a tutti. Dunque, signora, come mettiamo sta faccenda? Da così pigliate, non avete mancociato per rispondere? Non hai di perdere. Ah sì? E vedremo se sogno buono a far rivilonescere io a vostro figlio. Lasciatelo stare a mio figlio, che non c'entra. Ah, non c'entra? E che c'entra allora, mia sorella Monica? Ma guardate che c'è, sto Cristiano. Chi pretendete di mio figlio, si può sapere? Chi pretendete? Ma se avete 18 anni che vorrei che vostro figlio. Pretendete? Chi ci lascia? Chi che ci lascia soprattutto? E con quale diritto? Prima di tutto non facciamo questione di diritto, perché ma se no ne imbiroghiamo ancora più assai. Io dico solo questo, che o pensiero di mezzo parrino, che ci lasciò tutte cose a suo figliozzo e niente a nace che era me ne puta, qual era? Un saccio. O questo saccio, e ne lo voglio dire. E decidilo, sentiamo. No. Ma come non voglio dire niente, signora, ma carta mi canta in cannolo e vostra badate all'affari vostri che vi può finire male. Come va a finire a mia? Arianetta, non hai poi ragione. Buono, io dico questo solo.
Mezzo Parrino a suo figliozzo ci lasciò 3.000 unzi. Se suo figliozzo ci lascia a noi nipoti 3.000 lire ciascuno, ne aggiustiamo l'afferozzi nostri e cambiamo in pace tutti. Altrimenti chi che faccio me la dire a Bossia, casomai dopo ve ne adunate. Caro mio, è inutile camminarsi, un cicchio vi casutta. Buono, io sono un uomo di pace e chi so lei lo sape. Ma suo figliozzo lo sa per che abito e l'aspetto è in già 15 giorni. Se in già 15 giorni non è venuto a sistemare sta faccenda, mi sento libero di agire come meglio credo. Perché è vero che sono un uomo di pace, giudizioso, ma i malangini come io mi fanno ridere. L'aspetto è in già 15 giorni, se non è venuto in già 15 giorni umile e rispettoso come è giusto che deve venire, a busca legnate stavolta. Di piace? Ancora non nasce che tu c'è una lignata a mio figlio. E signora, così sape fare suo dovere, una busca, è giusto? Oh, donne, Ignazio, come siamo? Quanto tempo? come state? A posto, stavo chiacchierando. Minacchiano io Nelly quando va con l'asciugamano. Perciò signora, ne capemo? Ne capemo. E diciteci la vostro figlio. E non facete tanta superba che non va bene. Parola d'onore. La vita che a me matassa. Ci posso sapere? Continto spesso sopra l'eredità di Mezzo Parrino. Ah, cosa che mi riguardano allora? Lo saccio. Io picchissimo mi ho detto venendo a Bossia. Ah, capisci. Buonasera, Donnelli. Parlate perciò. No, credo che a vedere ci resta a vostra magigna. Speriamo che capire. Ma decidimi una cosa. Don marito, niente va dato? Donnelli, niente. Se mi credete, non hai un carere e un morire, Donnelli. Salutiamo Mastro Ignazio. E salutatemi anche in casa. Non mancherò. Donna Etina, i divini di qua. No, mi muovo, Ricca. L'aspetto. Ma lo sapete com'è? La putia è una piazza, gente che entra, gente che se ne esce. Carinda, non vi posso tenere. No, Donnelli, mi muovo. Si mettati fora e si ti viaggio, padrone. Ma se toccare a re, ravanda porta e aspetto come una poveretta, come un'asine. Ma io, paccamora, un bene, inutile che aspettate. Non ci fa niente. Aspetto fino a stanotte, fino a domani mattino, fino a Dio moro. Donnelli, capite che non ho munno. Si perde il sogno mezzo nasciata, minni che disonorata. Accelerato, mi leva l'onore, salute, a pace, ora mi lascia a mezza nasciata, povera e pazza. E io si va divittenno, te agi e caffè. Cucchissa e cucchilla. E chi coriave? Parlate voi se avete coraggio. Vi pare giusto? Vi pare mano che fa vostro frate? Donna Etina, ma di mia, so come volete. Io sogno qua. Disponete di mia come meglio credite. Più di chizzo, non posso fare. Ah, Donnelli, piace siete caritatevoli, siete buono, com'è che vostro frate non assomiglia? Cori di tigre, uccari menzogna. Quanti promissi, quanti giuramenti per arrivare al suo scopo. E dopo che ci arrivavo, maledetto Gioparrino che ci lascia oggi i soldi. Di quattro spicci la rovinaro e li mali amici. Ora sciala, fa un spacca e lassa, spenne e spanne come un principe. E a me mi lascia così, morta di fame e di freddo. I miei di quattro cose che mi lascia mia nanna. Santa Armuzia, un occhio che venire. Sogno senza niente, Donnelli, un mi gira a cucchia, non hai a nudo. Parlatici viaggio, per carità. Dici che piuttosto che trattare ma così. È meglio che mi canta un godeggio mezzo core. Che fammi peccato. Donna Etina, no? Sentite, la vita di fiducia è mia. A viaggio, come ne potete sapere a me pace? Voi siete leali, Donnelli, siete leali. E allora i divine, tornatene in casa. E poi, quando viene qua, ci parlo io come di dovere. Ma piate, carinta, non ci avete a mettere più pere. Magari per decoro vostro, vi dico. Mi parlate di decoro, Donnelli, nelle mie condizioni. Sempre e comunque. Su, i divine. Vi serve qualche cosa? No, ma comodamente, tante grazie. Mi fido di viaggi, Donnelli. Pensate che vi aspetto con l'arma all'occhio. E di tutto quello che fate per mia, o signore vi paga. Amori, chi m'ha fatto fare
I sensi me l'hai messo in fantasia, o Padre nostro mai fatto scordare, tu sì che sei la rovina mia. Oh, salutiamo Nino. A San Benerica, compare, a San Benerica. Compare, assai stastevo. Vale a dire che mangiaste buono. È vero, la va a dire, compare mio, vero? Mi mangiai due broccoli affocati, che erano meglio di una carne vedendo. Chili bidine. E poi? Ci fumo in da pipa, 4 scoppole picciridda e sogno che compare. Compare. Ma no, a vigilia. Caro mio, o è vigilia o è festa, chi so passo convento? Ma decidimi una cosa, ma che facite di dare che virugno, si può sapere? Tu va bene che quello sotero sta auto. A mia pensa, sono mesi che ti erano belli frutti, non si preoccupasse. Immagino, nei spoli giapponese e arancine mare, è vero? Tale e quale, ma che? Me ne addonasto per caso? Vi toccano punto debole. Per favore, compare mio, lasciatemi mia. Cucci figli, una moglie che mangia per 2 e una foggia che mangia per 4. Ma cara soggera. Ma cara soggera. Pesante una soggera, poi giovane barbere. Compare. Sta disgraziata solo di pane, ci ne vuole una pisoioino. Perlomeno mangio sempre un po' di foichetta. Spisa. Inizia qua, c'è una conferenza. Vedi ora che pensa Sant'Agata, ci faccio venire la donina a mia moglie e i pinnenti a me soggera. Accattai due belladine, li spaccai, li feci belli repene e a facciazza di come vuole male. E allora, sapete che faccio? Un vino, lo porto io. Ma che mi sta dicendo, Pozia? Di chiddo buono, chiddo di marsala. Di marsala! Chiddo di marsala, chiddo buono. Signor Ciurrenne, troppo contento. Chi se apre per piacere? Oh, ci sono di sparagnare, meno male, va. Compare, a proposito, sono troppo contento, c'è a cantare una bella canzone a lei. La canzone nuova che c'è da sentire. Non lo so, sentiamo, magari Mi pare che faccia così. Ah, che bello caffè, pure un caccero sanno fa. A ricetta da Cecilia, nello compagno ricella cala da mamma. Si ricordano? Ah, ma ricordo. La cantasse con mia, cantasse. Ah, che bello caffè, pure un caccero sanno fa. A ricetta da Cecilia, nello compagno ricella cala da mamma. Sì, bella assai. Bella, vero? Lo sapete, cantando questa canzone ogni volta mi viene un po' di malinconia a pensare di mischine che sono in carcere. Lo so, caro mio. Compare, tinto è per la libertà. La mia Morice, io sempre la ritto, sempre. Meglio essere poveri, ma liberi come l'aria. Già, manco alle cane. Manca alle cane, compare mio, manca alle cane. Ho visto, parliamo cane, sta presentando Iddo. A San Benerica! Ah, vedi, Addio Pidrizza! Ora sta poi, sta casassa, che sta gragnano friddo. Buonasera! Sì, buonasera. Ah no, a storare buongiorno. Buongiorno, sì, pure domato, è bello. Vedi, buonasera. Ma possiamo ancora per toccare? Che pensieri che si piglia sta Perché? No, siccome come principale avete il quartiere ora che chiudi io disse. Tanti saluti suo principale. Compare, da poitta, come siete picciati, siete pure per nascere. Fanno voi, Sì, mia. Possiamo andare a chiudere ora? Ma quando va fatta a mia? Mezza parola. Comunque, questo fino a quando a Lega non ci stabilisce l'orario. Questo sapi a dire. A Lega? Sì. E quale Lega? Come quale Lega? A Lega di giovani barberi, non quale Lega. Ora a mia va pitta. E comunque, comparinino. Compare Pedirro. C'è un problema. Quando pure lui non ce ne con lei, Ogni volta che vengo, ne appattiamo che tu ti vuoi scrivere nel partito. Ma tu non ti scrivi mai però. Insomma, ci può essere o non ci può essere nel tuo partito? Compare mio, che ora è una situazione ora che siamo caravante. Sentiamola. Sto partito è socialista. Io a malapena arrivato a terza elementare. Non è che di socialismo ne capisco niente. Metti pure caso che ci voglio già se E fosse mele, dico. E fosse mele. E insomma con me? Come ti con me? E come? Tu che sentire con socialismo con me? E più o meno. Chi è un difetto che c'è in Sicilia? Chi pittaloni siete come l'orbe, perché con siciliano non sapevi so quello socialismo, dico io. Viene a dire essere orbe. Ma perché? Tu ne sai?
E chissà che questo qui c'è? Che bello. Ho visto che la cravatta russa. Ah, ecco. E per questo ti dico che non ne sai. Oh. E se ne sai, c'è me compare Nino, che è orbo, è un civile. Spiegaci. Illuminatemi. Certo, giusto, non ne confondiamo. Tutto confuso, mi pare a me. È giusto, ti sogno con confuso io. E calmiamo, è giusto? Piano. Allora, cominciamo dalle basi. Dalle basi. Chi è che fa parte del socialismo? Fa parte di una grande famiglia. Fa parte di una grande famiglia. Quindi questo è uno dei tanti vantaggi. Detto questo, ora mettiamo picchi si Dio ne dice a tutti uguali, tutti non siamo uguali, però va bene. Tutti mettiamo Gianni tu e io, va bene, facciamo così. Tutti uguali. Picchi ci avessi il cuddi e cusfrazia. Cucia vai la mattina sera e compannente. Ti pare giusto a te? Compare, ti pare giusto? Compare, aspetta un secondo. A me questo ragionamento non è che mi pare sbagliato. E quando mai Pietro dice una cosa giusta? A me continua. Ora che sa, ci puoi dire? Picchi, c'è essere tu, un venente, sei ricco, un venente la mattina sera e io invece ma spezza la schina pittia con venente, tu fumi e io sputo, ma ci dici suppa compare, il vero penno di ragionamento è il gioco, gira tutto il gioco. Compare, bravo. Fammi continuare questo discorso perché mi sta piacendo questo ragionamento che fammi compare vedere. Continua. Ora, chissà, ci puoi dire, tu e due feude e onente, uno tu e uno io, uno tu e uno io, mangi tu e mangio io, giusto? Naturale. Ma naturale, vero? Naturale mi pare. Chissà, ci puoi dire, tu e due palazzi, uno tu e uno io, uno tu e uno io, dormi tu e dormo io. Certo, mezza parola, se è così frequento che il Signore vostro. Scrivi. Oh, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, San Francesco le Mondo Calciango. Preghiamo. Ora chissà, ci puoi dire, tu e due cavalli e onente, uno tu e uno io, uno tu e uno io. Certo, a cavallo vai tu e a cavallo va pure io, è vero? Bravissimo. Mezza parola, che siamo piccini de. Scrivi dopo che sogno parte dopo sta lega. Mi piace che siamo un concetto che sa ragionare, così si fa. Ora chissà, ci puoi dire. Tu e due ardine e onente, una tu e una io, una tu e una io, mangi tu e mangi io. È scelto, e tu due ardine, no, una io e una tu. No, cavolo, sbaglioci, fu un capito buono, sogno pure subito fatto, com'è? Già, Viterro, come sbagliaste? Sbaglioci, vecchio mio. E perché? Vecchio mio, due ardine aio. Una foggia, una dinattia, una donna mia e a mezzogiorno che c'ho a mangiare. Sciuppona, cose di pazze. Meno male che ti vai a conoscere. Sì, tu. Guarda così, un disgraziato, sì. Taglialo. Io mi piace a conoscere. Tu ti facesti a conoscere. Sì, signore. Ma tu a birre sfaccennato poi che altra cosa buono, insomma buono tanto mi compare Nino mi sta lega c'entra allora forse andiamo caputo un citasso c'è battacoppe un citasso e io invece da canuscio e ti dico che ci tase. E tu dici che ci tase. Tu ci tase? Appena ti mangi la dita. Non è male. Ma conosci pure buono, compadre. Questa lezione che ci daste, finché avevi che perdere, tu puoi scudare che è una lega. E che mio, stia tu musso. Qui. Buongiorno e buone feste. Io, San Francesco non ci Si travaglia? Per dire la verità, stavamo chiudendo. Buone feste. Ma visto che già io... Si accomodasse. Piacere, buone feste. Io la ringrazio, ma avessimo a fare una cosa bella veloce. Più veloce da così, già sei scuzzolato, senza vibe. La stessa andata dai minoriti e prima che passa può essere lesto. Una bella rasatura maruna. Accomodasse. Lo se vogliamo compare. No, compare, sembra un gioco. Non ti chiari ciao che hai fatto. Ave premura, compare, sta a seccare. Allora, tu inizi a settare una cosa veloce, eh? Compare, Marico, io, su le travagliature. E un pazzo io servizio. Amoninne. Arreci qua. Sta a seccare. All'altro lato, ma dico io. Ave premura. Sta a così difficile capirlo. La premura mia, morisce perché in sogno lesto io, non capite. Ma infatti siete più lesto per caso? Ma quando mai? O che ho lesto di mano mi compare Nino. Però a Edo ci piace la chiacchiera. E si fa lungo. Guarda che bello, taglialo. Puro sfutti. State a destra. Mamma mia, comunque, chissà, mi pare faccinova. Ma che bello tipo, dai, che mi sono in solo in capo, che è sta cosa?
Ma va a essere cristiano. Ti pare porco? Chi c'entra cristiano con vera fede in questo senso? Tu veramente, compare mio, quando spattina ci devi vedere, ti scuidare. Uno veri cavatona, care coglione, vire, non è male che è religioso. Ci penso io. Sentiamo. Stavo codo. Vai, dai, forza. Cavaliere, che ne pensa di questa festa di Sant'Agata? Cavaliere! Ehi! E mi fa scandare così. Bello. Mi sta chiamando cavaliere. Cavaliere, perché non posso chiamare cavaliere? Tu cavaliere. Ah mia, cavaliere. Chi? C'ho da un guai poco. Che colpa? Chi? Se domani? Ma perché oggi pare questo mio cavaliere? Non è cavaliere. Sono cucirissimo poi. Cavaliere, sì. O mi dici che non è cavaliere perché non c'è chi, eh? Io ci posso pure giurare. E poi giurassi che era quando sta bella gente. Io ci giuro sul mio onore sacrosanto. E avesse essere pure prima di stare un basso di questo mio cavaliere. Io si incazzava. Che c'entra? Le cose giuste? Non è che uno può parlare così a mano. Ma così. Ma cose assurde, cose che succedono solo a Catania. Solo a Catania. Fanno a tutti i cavalieri, all'infame, e scangiapicciole, e sbirra e cascettuna. E poi si scordano di una persona così distinta, così di nobili azioni, Abbonda vostra. di grandi virtù. Ora però stai esagerando. Ma Tutti questi privilegi per quale motivo? quale motivo? Perché io già ci si legge in da faccia, ci si legge che lei è una persona veramente di alto rango. Ma venisse qua. E compare sempre che mette caracio. A travagliare. Ora che siamo in conferenza. Dica. Ma vuole dire le guerre? Quelle. Io vengo lasciato a scopettere. Perché voglio Don Letterio Ciancio. Ciancio. Don Litterio Ciancio? Ciancio. Quando sai Ciancio? Don Litterio Ciancio. Chi di Bruno quello? Ciancio. Bruno. Non lo so, però Ciancio. La conosco Ciancio. Ha conosciuto a Catania come le vuole pera. Ciancio. Ma tanto piacere. Ciancio. No, senza bacio, non ti occupare. Come sei accettato, in veloce. Ciancio. Ciancio, Ciancio, lui dove Ciancio, che sono Ciancio? Mi piace sto giovane vostro, sapete? Ho capito che ci piace. Comunque, se io volevo essere lesto, non ci va a dare più a parlare a me con Barenino, se no scuriamo proprio. No, un solo un è lesto e la processione basta. Ma ci potesse tagliare qualche fettuletto in faccia. Ma per quale motivo? Non è che c'è tanto delle varie. Vedo e tipo, Bravo. Barenino, facete una cosa, vi tengo impegnato. Certo, perché vedi che era... Schifarate. Babbiava, cavagno cacchio. Certo. Figurati. Ci ammangassi. Pigliate la chitarra e ci fate una bella suonata. Una bella suonata. Vedremo, perché questa chitarra non è che mi pronto affidabile. E mi piacesse pure. E ti piacesse, non è vero Ciancio? E te queste cose danno a dare. Ma che la chitarra senza corde, compare, mi fa pigliare. La chitarra brutta ci vuole la. Facete una cosa. Facciamo una cosa. Facete una cantata a bassa voce però. La cantata a bassa voce? La cantata a bassa voce, come la va a fare? Ah, che bello caffè. Chi canta? La cantata a bassa Cantata a bassa voce. Però basta che non mi scongegate il capo parrocchiano, se no non veniamo più. Ma io cantare, compare mio. Sì, ma posso chiamare qua al mio illustre amico Tvidirro, che è Randinure. Grazie. Ma Tinure però o teatro, non è che siamo. Bravo, o teatro. A proposito dello teatro, compare. Non eravate la sera, non eravate. Un po' ti vede, che fare? Io travaglio. Di notte travaglia chi so? Compare mio, so così pesse, allo teatro. Donnelli, so così ci pesse. fu veramente, vi mettete a ridere. Ma vero? Arriviamo già, io mi compare Pitiro, tranquilli, sempre con aria molto elegante. E a cominciare a cantare i butti vani, i fuitti noti, i picciotti di Tori Caiella. Tori Caiella. Compare, fischi e fiaschi, poi detto è un altro mondo. I cristiani si stavano enno. Meno male che a Pitiro ne pigliamo di coraggio. Ci vediamo a mano, gli stani tagliano male, tutto pensato. Dico. E cominciamo, avviamo, chiamiamo papà e che fecimo? Chiara la luna, sorgi la luna. Tutte le stelle sono nel firmamento. E il cittadino un amico a vento. Viva Sant'Agata, di Capi a Mongibello. E l'Etna risponde. E l'Etna risponde. E l'Etna risponde. E l'Etna risponde. Cittadini, viva Sant'Agata! Viva Sant'Agata! Ossia ci aveva detto che non sappiamo muovere.
cantare, pure Ciancio, da lì, pure io cantare. Ma che sono nero? Questo non te lo sai a dire la sera, non lo vedi come ne apre. Sì, fantasma varia. Ciancio! Ciancio! Dica! Ma ossia come la conosci sta cosa? Perché mi pare Ciancio cosa lo stesso vostro Ma che si partito? fa scandare, tu so sì. Tu sei sto partito socialista! Ma quale socialista? Repubblicano! Ma pure tu cerca di finirlo. O partito Rocanto. Oh, partito lo canto? Partito Rocanto. Ma che? Santa Nicoletta! Santa Nicoletta! Santa Santa Nicoletta! Nicoletta! Santa Nicoletta! Santa Nicoletta! Santa Quello Regnati! Scuola di Gian Grasso, un gran maestro. A proposito dei grandi maestri, Era sì. applausi che si sentirono fino a Mister Bianco. Ai ai, che vittoria! Che trionfo! Picciotto. Ma facete finire sta barba? Poi mi accontare questo teatrino. Io faccio pure sto travaglio c'è dopo. Vabbè. Vai, vai. Ci levo mano. Mi stai bene? La moneta ora. Allora damo, vedi. Piuttosto, io dopo te, chi begno? Cerco vostro frate Mariggio e non ti trovo mai. E quando ho intenzione di venire? Compare, mi sa chi parla di vostro fratello. Affari suoi sono. Che affari suoi? Ma che sta? Va bene qua? Semmai sono affari nostri. Affari vostri. E che c'entrate viaggio? Che c'entro io? Mancano marito c'è chi travaglio per mia. E io che faccio? Talio? Ma che c'entra? Leo Fagioli, compare. Giusto sta dicendo mio comparino. Perché dico, d'altronde se viene a mancare marito ci viene il travaglio a Nino. Bravo all'avvocato. Grazie. Se continuate a così per la criscia si malata. Aspetta però, perché io sono buono e caro, rispettoso nei suoi confronti, ma non la va a dire se dato. No. La criscia si malata perché è di giusto. Va bene? Testimone tutte, vi dirlo. Testimone. Ciancio. Testimone tutte, Tutte Ma testimoni. menta stupendo, che la paga. Donnelli, Ma ne sai parola. sono doveri perché è un galantuomo, bravo a Donnelli. Eppure chi si è fatta? Bravo Donnelli. Ancora. Mi stai venendo capire. La moneta va. Ora. E cosa marito avvicina? Ci va a dire 60 lire per cascia. 60 lire per cascia? No, riesci? 60 lire. Un mandolino senza la cascia. Salutiamo, Petirro. Tu mi ago, italiano. Arrivederci. Ma mi chiudi dopo, per favore. Oh, non c'è daro! Non c'è daro, se mi cosa di mangiare c'è questo non c'è daro. Compare, ma picchi un ballate? Ma che? Mi si sto? Pure io mi avessi sediato, ti faccio sti discorsi, anche la famiglia mia. È l'ario quando parlano a madre dei cristiani, dei parenti. Ma lei la va a capire, lei è frate ranne, c'ha a fare di padre, sto disgraziato. Noi che se ne va sempre caffè, femmine. Ma che volevamo fare? Ce li facciamo passare tutte? Come fa la sua matascia? Ditemi, lo vedete, perché? Poi. Lei però mi va a fare una cortesia. Ci va a dire un po' più a leggio. Mi scusate, stai accomodando. Che poi la cosa mia che mi fa immalire è che questi 4 soldi che c'è stato parrino si sente fagiolo di Romunno. Non ha capito che si va sempre a spacchiallassa, ci vogliono massimo 2 anni. I rissi che le lingue parlano e parlano assai. Ai. Ma così mi fa male, c'ho ristantura. Mi scusa, compare, mi facete un favore, tagliate sto discorso. Perché se no a mia taglia. Io posso pure tagliare questo discorso, compare, per rispetto ai Ciancio. Ma ricordatevi che io parlo solo, conosco bene. Tante grazie. Sì. Però Buono. Assai stiamo stando, eh? Lesti siamo. Parliamo del diavolo e spunto con il nudo. È bello. Sabista mamma! Spiace a tuo frate. Buona arrivata, baronetto! Sei baronetto. Nino, fammi sta vai, papà, una cosa presto però. Siete all'esti che sono pedugeno! Forestiere il signore. Forestiere di Catania. De Catania, si fermasse. Chi? E la sapesse sana la Catania. Che si vede che non ne poteva fare a meno. Affari di importanza! Allora che è commerciante? Commerciante, sai, commerciante. Ripeta pumici e scoccia roba. È un poco il tempo perso. Mia, tutte noi proprio vi pasisto spassose. Sì, passose.
Aspetta che finisco sta barba e poi ne parliamo. Senti, Cristiano, un giorno di predica. Senti. Fai, ho fatto di mancato con capo, che bello. Ancora che boschi legnate, da frate, mi vorrei legnate stiano. Nino, cercherà all'estero tu invece. Già, all'estete. Io ti disse con te naghiere, quindi è inutile che fai prescia. Neli, ti disse che mio padre Moise e Conte ti allineato un buon essere che chiudi da putia. Quando ti vuoi venire la tua metà, ti disse che io me l'accatto. Già, me l'hai ritto. Chi soldi che ti lasciavo, o tuo patruzzo. L'accatta, me metà di putia e diventano un colpo padrone da putia e da clientela che si fece me padre. Sì signore, me padre. Se non dico meno, vieni da tua metà, accattati chi da mia, che io ti vinto. Bravo. Ognuno per senti per tutte. Meglio così fosse. Ma non è di chi so che stai a parlare. E non carichi allora? Che intenzione hai con la creatura? Allora venne qua e mi contavo cose che fanno arrezzare carne. E tu sempre lasciare scusa. Tu mi stai parendo? Mi stai parendo manco me frate! Mi stai parendo, so frate! Già. Tuo frate! Una creatura! Ma sai tutto sto interesse? Ma perché non ce l'ho matti tu? Che io sogno tu! Senti, un ne sai voce, va bene? Un ne sai voce con mia! Della compare, un cliente, ciangio! Me ne vaio, e lo sai pure perché? Perché un solo ci sta picciando una processione e sogno tutta la peppa in faccia. Mi sta facendo pure un bagno! Ciangio, compare, cliente! Ciangio, venisse qua! Ciangio, venisse! Ah, bene! E non devo avere più, carina, mi sgraziando! Ma tu a birri, picciotti me la sta tutto insuvato, dai, come combinato, chissà coppa tu. Ci pensi tu, regista, vero? Va bene. Ricordati che io ne ho fatti tu, non mi ha mescato mai! E tu non mi mescare da chi di me! Calma. Ma chi è sto discorso, marito? Picchito fratoranne, non si può mettere nei fatti tu, che portano pure conseguenze. Ora una domanda mi toglie spontanea mia. Siete frate o non siete frate? E io che ne saccio? Io non conoscevo a sua madre! Si pazza velenosa! Amonini che se lo pescavonete tutte, compare a chiarisse la putia, poi ti andava forse in goccia a ciangio. Sì, Amonini, va, Amonini che è meglio! Ma se noi non saccio come finisce stionno! Ricordatilo che tu che diciste! Tu a mia madre non la conosciste, ma io a tua la conosco troppo buona! Amonini che è meglio! Camina che sono per legnate finisce! Arrivederci compare! A San Benedica! Arrivederci! Sto Cristiano con marito, sembra solito, sempre cane e gatti, manco frati pariti viagge. Tale, che ti asciuggiacavo? Magari vi hanno recite. Che senti dire? Parla. Niente, facete una cosa, gli devi una festa. Ti devi dire che tu a mia mi conosce? Chi mi conosce? Parla. Oh, non ti conosco. Fatti una festa. Me ne stai non ti fare brutto. Manco più tu pare di sti tempi. Almeno sapessi so che hai. Me ne vai. Talia questa avvenendo. Da zona, ma meno sfacciata Se non ci fosse tutta sta fudda ci facessi una parte chi da di che non ci passassi più manco di lontano. E per caso tuo frate è sidiato. Quindi sta attento. Ti disse di ridivinne. I divine, forza, camminiamo! Chi gente! Signore mio, tenemi in mano che mi stanno pigliando fuoco! Permesso? Scusati Nelly se torno. Non è più di subbidirmi. Che è successo? Come? A Sara mi mandava. Vinni sono nipoti di Biancavilla per virisa festa. E ci ha fatto la camera mia. Io non l'avevo pagato. Come? Sì. Ci ha dato a Sara 12 lire della misata e 2 tari di mangiare da aereo. Stiorno. Non vedere se. No, non ci hanno mangiato veramente. Che avete, che vi sta angosciando? Scusate, me ne vado. No.
non venite, non sogno angosciato. No, vivevo l'occhi rossi, picchista. Niente, un capito che mi hanno all'occhio. Sentite, quando ci avete a dare, perciò... 2 cilindri dinamizzate e 2 Picchiate qua. No, Nelly, no, grazie, no. Scusate, un bozzo. Come? Non permettete che vi rugno un piccolo aiuto? No, Nelly, non c'è ragione che papi tanto interessare piace. Quando chiedo che sta vista interessare, non si interessa. E che ne sapete con su dito? Oh, su voce. E invece su dito? Vinne. Ci parlasto? Ci parlare. E che venisse? Donna Etina. Ma ne vuole sapere che non entri mia. Coraggio. Arisse l'ultima parola, Arisse. Coraggio, donna Etina. Chi sta qua che magari vi sembra una tragedia e magari la vostra benedizione. Che dovete stazzaleggia. E vedi siete così buona. Sentite qua. Fate finta che fu un brutto sogno. Coraggio, dai, coraggio. Ha deciso io già mi sorta. E sti 4 soldi su ben servito? No. Vedete, vi disse una menzogna. Questi soldi un suddito. Sui me. Ah, perché non ve l'avete a pigliare? Io sogno schietto, sogno maritato. E questi soldi ve li posso dare senza portarmi in piccio. Sentite, ve li presto, va bene? E quando ce l'avete, mi li date. D'accordo? Tante grazie, donnelli. Addio. Donna Etina, unite. Non è vero. Non mi state dicendo. Che ne sapete, piace? Io lo leggo all'occhio che non è vero. Donna Etina, vedete come tremate? Scacciate questo male pensiere. Quale pensiero? Chi su, vedete come tremate? Tieni, sti vostri soldi non mi sembrano più buoni. No, ora vi servono. Donna Etina, a 20 anni. Sapete fare la salta e travagliate e vi pagate i debiti. Su, fate finta che fu un brutto sogno. Vado, spiegaste e ora è passato tutto. Tante grazie, donnelli, grazie. Vedete, chi si su grazie? No che non dura. È vero, un signore vi paga, donnelli. Si cambamo. Si cambamo. Disgraziate! Giuizza a me compare Nelly, metto un rubinetto bello tutto l'acqua, non ce l'ava nulla, non è? Come ne dico qua, eh? Come ne dico qua? Oh, a birra, una travaglia, lì ti devettano. Dai che bello sto cotello, non può tagliare l'ugna, eh. Dai. Schifo, c'è te. Taglia il limo. E vai. Figura. Ma che ci fa Zorro Carinda? I baffetti ti vuoi fare? Ti piacero? Che? S'ha visto mio frate? Ora ne scio, che fa? Non veriste magari? No! Non con l'occhio chiusi che me ne... Talia! Ma chiama a Nanzotina, vai, una cosa... Guarda, giovane! Che stai facendo? Ma che siete tutti pazzi di Carinda? Chi dovrà conto che torna? Si torna! Come si torna? Ci fate femmine in da potia? Casa mia poi t'acco voglio io! Io durisse, vedi chi tuo frate è sediato? Sì, però... Ma chiama! Chi è mascherata, quindi non è problema, sta vedendo? Ma vieni qua, disgraziato mascolo! Ma cosa di pazzi? E poi però me li piglio io! Tuo frate è sediato, come te la dire? Sì. Usaccio perché? Rimilla a me allora tu dopo. È innamorato come una signa! E questa Silvia? Ma quale Silvia? Signa! Innamorato di come una signa? È innamorato di Aitina! Innamorato di Aitina? Di quando la lassai io, un babalecco ci paga a macchina di cucere, a casa, a semanata, un bestia! E perché bestia ora? Perché? Ma perché chi da che balla io? Ci mangia l'isca e non ne vuole manca broro! Ci mangia l'isca? Ma così dici tu che ero scusso? A così. Boh, o siete pazzi, certamente. Ma perché?
Tu ci hai visto qualche cosa? No, appunto per chisso, non è che mi pare che è così io riscusso. E che dici? Che Aitina si potesse innamorare un babbalecco come mio frate? Ma perché Rico non è fatto di carne e ossa? Certo, un po' che stare carne, domani. Ma chi stai dicendo? Ma tu l'hai tagliato, ricoveriste. Evito di tagliarlo, però. Perché un mucchio ti facessi venire comunità, tu innassi subito. Ah, è perché tu muovi, ho capito. E non perché? Dopo che mi dà libertà e boh. E manco ti pare vero, immagino. Certo. mi sa che da manco ci pare vero questa libertà dia. Ma che c'è in questo discorso? Chi sta ingappoleando? Finiscila Maru, finiscila, perché a tutti lo vedere più fissa, a mia no, a tia, a gelosia ti sta mangiando l'occhio, tanto è vero che ci vieni a dire da povera picciotta che si viene a mettere per il carinda ci tagliava facce. Ma che c'entra? L'ha tutto bestia con se buono tu. Pure io non volevo avere le no per gelosia, ma per schifo. Sono picchisso era magari. E non perché? Io la puoi toccare per farmi fare il dispetto e tu e pure io non so un bacco lo sapi con un uomo di farsi fare il dispetto. John Wayne sta calmo picchito frate è buono e caro ma ti c'accana 5 minuti a comincia a dare calcio qui sotto come scecche canta panza ma la levate del gioco che bello chisto da lì lo vieni qua comanna lo puoi fare perché tu ragione ma dico un po' di contegno. Cangiamo un discorso piuttosto. Sì, cangiamo un discorso. Prima che pure contiamo per chiuscione. Sì, lo sapevo. Buono si è fatto che patate. Ma a proposito, fammi capire una cosa. Ora che siamo, diciamo, a questa questione. Questa nunziatina, so che a fare carina tu, nunziatina. Maria, pare sapendo so che va a fare. Praticamente, lo sai come sogno io. Lo faccio. Non me ne faccio scappare manco una. Buono. Appena li pio, li segno. Praticamente, sta combattendo con chissà che si chiama nunziatina. Ora io, lo sai, così rinende, io faccio così e poi la suire, non ci combatto. Ma so così. Ma noia. Ma cosa sei diventato? Una macchina di sesso? Sex machine! Comunque, non so fatti toi. Meno male. Praticamente, chissà, mi disse che vuole studiare canto. Che chiave? Ma che dici? Io non ne voglio spendere soldi per chissà, io poi però, siccome mi ne volesse tipo libertare, ci disse che ci faceva fare 4 schiglie e la buttavano maestro di canto. E non ne sono maestro di canto. Tu vuoi essere un maestro di canto? Io sogno maestro di canto. Io che sono suonato come una campana. Io sono maestro di canto. Io che sono suonato come una campana. Ma che c'è? Chi deve essere? Oh maestro, se metti le dia. Ma chi stai dicendo? Metti pure caso che ti voglio fare questo favore, che sogno buono. Come si fa a provare la voce carinda che tutti i cosi ci sono, già non abbiamo forte. A chisso? Non ti preoccupare che ci pensa io. Chi è il problema? Che ci pensa io? Devi toccare a combinare. Niente pianoforte. Chitarra, strumento dolce. Io sape strumento dolce, la chitarra. Eppure l'idea, sai, non è male. Certo. La chitarra, strumento dolce, veramente. Perciò, da fine? O da fine? Ma che c'è fine suonare la chitarra io? La chitarra. Ma che c'è fine suonare la chitarra? Senti, o chisso o niente, ci sono 5 lire per te. Vieni qua, fa tutto questo casino e mi ricevono 5 lire a mia. Un quanto vuoi? Massimo 10 lire ti posso dare. 10 lire. E va bene per 10 lire. Ah, 10 lire. Però facciamo un'altra cosa. Io, per 15, sono capace di acchianare i mulalisci come atte. Già, 15 lire arrivavo. Non la chiede a pigliare queste 15 lire. Ma fate dopo. Senti, 10 lire ti abbassano e ti assovecchiano, va. 15 lire. Va bene, proprio perché sono sogno buono, voglio essere caritatevole, facciamo 15 lire. Però tu, figlio mio, da preparare. Non ti preoccupare, io ho pronto sogno. O ne sono queste 20 lire? Signore mio, che sono cosa proprio? 20 lire? Ma come? Io mettevi di 5, tu li spostassi a 10, poi non si sa come arriviamo a 15 lire, ora siamo io a 20 lire. Certo, caro mio. 15 lire ci potevano pure stare, ma 5 lire di supplemento me la fare mettere, perché solo il signore sape. Solo il signore sape quando vai suonate la chiappitare a stionno, perlomeno, ma contento di questi 25 lire.
25 lire! 25 lire, prendere o lasciare? C'è, picciotte. Se vuoi ci vuole aiuto del Sì, pubblico. un usuraio, puro tempo mi mette. Va bene. Ti rugno queste 25 lire e cercare le tinne e falla buona. Che t'hanno a fare a te soldi, che t'hanno a fare? A te, a ripicciole me, non ti interessa. Oh, capiste? Che lo sai, nanno, peggio è sempre vero. Comunque, io ora sai che faccio? Va a controllo com'è la situazione. Tu mentre preparati, perché ti pagai pure. Non ti preoccupare, ci pensa un zizi. Ti canuscia a tia. Sì, va. Vedo piscirovo. Bello pesce rovo, sì. Ci pensa pesce rovo, ora non lo faccio. Pesce rovo. Ora che c'è chi non frenzare a chi sei ora. Ti vedo, sto godendo. Faccio finta che è una bacchetta e comincio. Taglia pure a mano una dolorata, dici, ma che? Cose ripazzi, chi a frenzare? Per 25 lire. Per 25 lire, dico io, per 25 lire. Ma che fai? Che? Ancora manco l'hai preparato! Oggi mia! Leggete che sono qua! Perché non è così poi la femmina? Sono qua, sono! Sono cue! Come cue? I coriandoli, cazzo! Salve! Salve! Prego. Buonasera. Che è lui il maestro? Ah, brutto! Maestro, la signorina Annunziatina e il signor maestro di canto! Tanto piacere. Piacere mio! Me la signorina. posso levare la maschera? No, mica so tenevo, non sapevo mai. Perché so presina. Se la va a levare per Ma forza. vorresti che era Se la va a così levare bella? Tagliatela. Che ti interessa a Dio? Signorina, si accomodi. si Grazie accomodi. tante. Mi spiace per questo discorso del pianoforte che veramente Che bene sta a fare? ci ha creato questo problema. Sapi maestro, io sogno digiuna del tutto. E che ci fa? A panze vacante meglio si canta. Ma no! Intendo dire che non saccio di musica. Ah, non sape di musica. Meno male, va. Meno male. Nel senso, signorina, vale, non fraintenda. Come si fa a voler cantare e non sapere rendere musica? È la stessa cosa che uno vuole ballare a una fiamme. Ma che c'entra? Se lei mi dice che hai una buona disposizione, io manzigno. Signorina, lei l'esposizione ce l'ha. Veda, Ma Come no! si ce l'ha? Ma no, la vede che non capisce niente. Intendo dire disposizioni, attitudini. Ah, lei sa che attitudini, meno male che era babbasonazza, meno male. Che significa questa attitudine? Attitudine. E allora, signorina, vediamo un po' come funziona, insomma, come... E io picchi vin. E picchi su vin. Buon uomo! Per favore, mi può un attimo prendere quella candela? Come si chiama? Mi scusi? Io, Pitirro. Pititto? Sì, che signore non ha mangiato, dice il bruito. No, Pitirro. Ah, Pitirro! Signor Pitirro! Detto Zorro, prenda la candela. Cannila qua, non faccio cannole. Pisciatele, a cosa spattano cannile? C'è cosa spatta tandine pure. Cannile. Vieni. Sì, ora domamo, giuro, ecco. Signore, non si preoccupi, purtroppo. Ma cosa state combinando? Non si preoccupi, ci pensiamo noi altri. Il fuoco. Signorina, vengi. Vengi. A domamo, perfetto, canina c'è. Apra la bocca, apra. Talia, meno male che era di una. Ancora poi aspetta nel 2005 c'era. Dio mia. Che bella dentatura però, eh? Che bella dentatura veramente da una ragazza in tenera età. Complimenti. Vero. Scusi, Io sogno satto che ma chi c'entra a usce chirente? Chi mi pigliava in una cavaggia? Ma chi sta astuta è? Che fa? Che fa? Pititto, come si chiama? Che fa? Astuta nel senso... Astuta nel senso intelligente, esperta. Forma, non Mattia. Forma. Ecco tu. Ma come si fa? Astuta, Che aspetto battacoppe carinda? A domadogo. Ma A domassi dogare a giure. chissà. La signorina pare picciotta, ma fa 20 anni che. Questo tempo. Movemone, che taglio. Quando si arrecamba kid. Forza. Si avvicinasse, signorina. E mani. Di più. Astuta dogo. Sì, lo capivi che è intelligente. Astuta. Aspetta, ti piace chiossare? Astuta la candela! Ma solo una, c'è la cannella! Ma così di pazzi, certo, ma quando puoi tagliare? Meglio se gente che sia! A Zorro si puoi tagliare!
Ah, signorina, veniamo a noi. Mi dispiace per questo discorso del pianoforte che purtroppo ci crea un disguido, un problema nel... Marito, come si fa? Abbiamo risolto. Ma tutti... Ma perché chitarra? Ah, chitarra! Chissà! Chissà, chitarra, non è vero, chissà. Ma chitarra! Non mi devi che fare tu. Non è meglio una scena ricotta, no? Io sono male, c'è da parlare. Signorina, per favore, si alzi, faccia qualcosa, non lo so, la scala, una scala, facciamo una scala, proviamo. Una scala. Scala. A scala! La scala. E come si facciamo fa? a scala? Avemo chiova, martello, cimento, avemo! Signorina, per provare la voce cosa ci vuole? Una scala musicale. Per fare la scala musicale cosa ci vogliono? Cosa ci vuole? Le no? So che ci vuole? Le no? Le note! Esatto! Le note. Applauso, per favore. Le note. Astuta! Le note. E allora signorina, anzi, ci vogliono cemento? No. Ci vuole martelli? No. Ci vogliono chiodi? No. Ma sta scala non ti scaviglia senza un Sì, sistema! in capolitia si va a scavagliare. Amoni. Ma? Stassi fuori, signorina, non c'è bisogno di Come? Ma si torniamo a fare la scala? Stassi dopo. Sassi, dice. Dobbiamo fare la scala, ha detto. Ma chi tu dici una cosa, poi non dici Simone. un'altra. Sì, su, Assettate su. Sì. Come ammettere? Come ammettere, bella erta, signorina, erta. La signora tutte cose ci può dire, ma rettare una venente. Ma che Posso c'è iniziare? Posso iniziare? Vadi. Ho cattiglio pure. Do, re, mi, fa, sol. Basta, ma che? Che fu maestro Scasciao, fece una ruina. A quante parrine ti affacciavano? E picciò, che dice? Una inclinazione. Signorina, lei l'inclinazione nave, pure su vecchio una inclinazione. A pesciolino si sta ora, oh. A pesciolino. Magari Dio ti va Magari mi fa a ridere sto scemo. signorina mia, che problemi ci sono? Con la sua voce come minimo ci vogliono 12 anni di studio. 12 anni! Marito, 12 anni! 12 anni su 24, 12. Signorina, veramente, a 12 anni. ora le spiego perché ovviamente lei mi dice perché ci vuole 12 anni. Io miracolo non è che ne posso fare 12 anni perché la voce umana si divide in tante categorie. C'è la voce che da cola. Cola. E qua cola? Cola pesci, qua è cola. Cola. Gola. Con la G, io stesso, chi lo discusso, amone. Gola. Signorina, le dicevo, chi ha questo tipo di voce, di cola, con 4 anni di studio già diventa cantante. E la voce ne esce bella, limpida come l'acqua di zummò. Poi c'è la voce di petto, che ovviamente ci vuole un po' che sai. Me lo domandi perché? Io ce la domando. E come la domandare, signorina? Ma siamo sicure? Sì. E perché ci vuole chiossare? E che faccio la domanda? Ma io veramente va. Me la domanda pure. Signorina, perché la voce di petto ci vuole chiossare come minimo 7-8 anni, perché la voce prima faccia passare il petto, poi va a chiedere poi immone, poi arriva al sofico e poi ne esce bella, limpida, pastosa come la crema di cioccolata, ecco. Scusi, e la mia chi voce è? La voce che voce è? Domani una sigaretta. La voce che voce ha? Signorina, facciamo un'ulteriore prova, vediamo un po' come risentiamo. Mi tocchi là. Là. Mi tocchi là. Ma là dove? Là mi disse, là dove? Signorina, mi tocchi là, la nota! La nota! Che sbadata, la nota! Sembra male pensano questi film. Là! Ehi! A posto. Ma anche una sigaretta in bacio. Tassi, meno male. Signorina, facendo uno studio accurato, lei ha una voce di spina dorsale. E precisamente di Curidda. Ma che problemi sono? Inutili dire i problemi sono. Perché? Perché se lo signore sapete quanto tempo ci vuole. Tutto sta nel trapanare l'osso. Trovo. Trapanare l'osso. Come solo per trapanare l'osso? Mi sa che devo con nera osso. Ah, che osso? Vabbè, bando, basta. Bando. Allora, io voglio dire una cosa. E quindi lei me lo sconsiglia di fare la canzonettista? Ora, sconsigliare del tutto no. Secondo me ti può consigliare una carriera. Sconsigliare del tutto no. Lei potesse fare benissimo a canzonettista da ballo.
E chi viene a dire canzonetti sta da ballo? Viene a dire, chi non hanno per cantare, ma l'hanno per ballare. Ora si mette sta maschera. A ballare con la maschera? Sì, la maschera, si mette sta maschera. A San Benedica, compare. Tagliatelo, 400 grammi più sì che ha fatto, che bello. Compare mio. Questa signora. Ma non è già sì, tutti ma no, quando cliente, pure la finisce. Non da gettare, roba mia, Ma potete che ti pare? Festival? Caffè tu finisci. E viate, compare Nino. Ci ha ammogliato pane, è vero? No, io ci ho visto pure a mogliare con scotto, dopo, però il problema è nato. Il problema è nato, quando c'è un padrone, io non sogno niente. È un padrone, caso sogno io. E chio? Chi si dividere? Intanto leviamo qua sta commedia. Signorina, casi travaglia, un si yoga. Marigio e Muninna, chi fa ora? Cerca la settare te. Ma vieni via, su puttana. Io apposta ti feci venere. Ah, apposta facessi venere? Precisamente apposta. Perché? Che fa donne poi ti femmine carinda? Di cosa senti parlare? Lo saccio io, Ricoe. Donna Edina? Chissà, ti non interessa, Rico parlo io. Solo che io, come tu pensai, anzi, come gli altri, tutti sapete, ogni uomo deve si fare il dispetto. Lo saccio. Capite che fai? Vattene, va, poi ne discorremo. Io me ne vaio. Allora io mi voglio sulla, Ma devi stare te. Dopo ecco sta facendo carriera kid. Signorina, non ti preoccupare, se la segniamo tutti. Pure io me ne vai, pure io. Sì. E via tutti i casi, mi sono meglio che mi allontano chi boffa mi arriva. Te ne vai. Te ne vai, vabbè. Toppoliaro compare, meno male. Dottore, proprio è arrivato il momento sbagliato. Aspetta. Sinistra con il codo di carnevalata. Accomodarsi, compare, ma siamo di carnevale. Ah, ma essere mi conosco. Sta zittasse, dottore mio. Ecco. Sì, no, c'era un capello. C'è Angelo a palazzare. Ma senza dottore, che piacere vederla. Momento giusto proprio. Mi disse una cosa, mi dissero che lei è famoso a Catania, sapeva fare operazioni di ripetapomici, tagli di Siracusa. Ma so chiave dopo, usatelo. Chissà, è la teoria. Attenzione. E non è la pratica. Che è la pratica, in testa l'ugno. Che bello, tagliatelo. Non le chi è pericoloso. Signorina, ci dico cuore in mano, appena se ne va maschera, sputtassi. Io mi volessi magari ora. È meglio fosse meglio. Dottore, lei mi va a dire una cosa. Ma visto che lei è dottore, vieni qua, marito. Dico io, penso io. Che? Chi sia? Ma devo stare fermo. Ma va, scusa. Ma sia quando non ha mannato alla giovane? Assai. È vero, dici manno pure a tia. E perché? Come ripetirlo? Perché? Tua madre aveva 20 anni che sta domanda a chiamare sto cirivette, ancora non l'ha caputo. Meglio che c'è dottore, toccato ci puto a chissà, che è un po' cugiano, italiano. Lo toccassi, sì. Senti. Non sento niente. Appunto. Mi pare che avesse manciume in dall'osso pizziggio, dolore di soggera e catarro in dalascico. Per guarire di sta malattia ci vuole fegato rimaiali e vino di terre forti. Non si può occupare, ripetirlo. Compare. Ci penso io. Non me ne voglia, lei è dottore di grande fama, però ci vuole meglio a me compare ripetirlo. Venisse qua, ripetirlo me, venisse qua. A scandare. Diciamo che lei ha seguito le mie istruzioni. Di chi mi scambia? L'ha mangiato mai pasta che sai te? No, ci spiego io come fa quella pasta che sa. Allora piglia un po' di citato di maiali, pomodoro, cipolla, olio, farro solare, patate, peperoni, un po' di insalata, un po' di spinaci. Buono, compare. Aspettiamo Cristiane. Ma sei pasta che sai nessuno? Che periodo di sai chi sei? Pasta che sai? Che bello. Ne può occupare. Guarisci subito. Io non giro. Che compare me? Che lei te ne mangiava questa che sai, Facciamo una cosa, visto che tu fai tanto esperto.
Vieni qua, fatti toccare poso pure tu. E mo tocca a me pure poso. Ah, tinne, malandrino, è una debolezza, si vede, gramigna il varivento. Vero, compare mio, dottore mio, ora ci tocco io poso a lei. Io dottore sogno non è niente. Sentiamo. Maggi mia. Motto è. Oh, dottore Motto è. Io? Ecco io, dottore lei. Motto è. No, sta Un motivo. Vediamoci un manuale. Vieni a capirlo, io dove che pesante. Ma che fai? C'avevi carinta, vedi? sulla mia. Allora, sapevo, niente di meno, o dottore, avevi pititto cronico e fama arretrata, cecca, anche dai, manguiccio per la legge bestia. Sta lì, ancora moddichici. Allora, niente di meno, ci vuole cuore risorgita e lingua di mogliere. Bravoni! Ma lo sai che ti voglio pigliare come assistente? E magari fosse così arrotondo perlomeno, se qualcuno paga picca. Ai. E tu, un nicerente marito sarestano, che hai? Sarestano? E perché sogno sarestano? Che perché si figlio parrino! Levati la maschera! Fermati! Che spacca faccia! Levati sta maschera! Ah sì? Io ma levo maschera, aspetta che ma levo. E di pala, di fe! Fermati! Voglio vedere come fa a insultare gente ora. Morire, mi metti la conosciste, maschera. vero? Ah, mi conosciste? Vedremo, spaccamo musso, vedremo. Ti dico una cosa, cara avanti a tutti, avanti a tuo fratascio, a tutti chissi. Che io la maschera ma posso levare perché è fatta di cartone. A tu non da può levare perché ti ha messo tua madre mettendo tuo munno. Grandissimo svergognato, figlio di mezzo parrino. E se ne volete prove, tenete qua, cacci su licce. E se non vi bastano a casa, ne hai un altri 100. 109. E senza avere il diritto, ti ha mangiato sangue questo galantuomo. E ora ti sta mangiando sangue chi lo nostro, di tutti i nipoti. Svergognato. Che fai spaccallasse e sta fatenere con due quattro piccioli che ti lassavo. Cammina fuori e rompo un musso e ta fili, vieni! Vieni ora! Fermati! Ma che stai facendo? Passolone? E marito stanno ammazzando! Via! A così a difendere a tuo frate, a così lo giatte, facendo baciletta con suo nemico mortale, per miracolo l'hanno ammazzato e tu qua, senza muoviti, come un caglione. Aspettate che vai a parlare. Da sto momento, come figlio ma non ne guardi? Tanto meglio che in buone mani. Ah, che cuore che hai, chi mi a dire? Se non lo sapete, vostro figlio si vuole vendere a sua metà ripotia. Ma non c'è a dare per accattare milla. Che ne so io? O domani ce l'hai tu? No, piatemi la vita a dire. Com'è? Sta potia vi piace? Ah, cosa ha frunciato? Da un cazzo venuto sei rimasto Ignazio? Che venisse? Cicciasissimo allora. Vede che pensate che mi risse? Affari suoi sono, e da un cazzo venuto chiave, botta di sangue. No. Perché per sta cosa la bocca velenosa ce l'hanno tutte. Perché Mastro Ignazio non mi rese altro quello che sanno e quello che dicono i gente. E che dicono i gente? Che vostro figlio non mi viene frate. E tu ci credi? Sì, ci credo. Perché io ti sta leggia e io sono buono. Perché io non voglio fare niente e io sono travagliatura. Ah, ma buono ti montavo da mala femmina, eh? Lasciate stare a donna Edina che in suo discorso non c'entra niente. Cioè io pure perché se padre Benedetto ci avessi messo solo parrino e non pace, non avessi desiderato tutti i suoi nipoti che morono strada a strada di fame e di freddo. E ci io pure perché lo sangue parla e io ho fatto sempre malo sangue. Lo sai che ti dico? Tu puoi credere chi tu chi vuoi. Aspettate. Viagge, da rinta, non ci di più. Perché un papà a te. Ne viaggia, ne tanto meno a vostro figlio.
Ah sì, ma ora t'ha caputo. Quando ti passa da costa, quello poi ne parliamo. Ma almeno ci va più che una camisanetta. Aspettate. Vedete, avete una bella faccia tosta. Tenete qua, donna Flavia, marito di Don Marigio, una moglie di Don Pedro Varvere. La conoscete sta lettera? Come? Non sento. Non ballate più? Tu benedetto Parrino, a tutte cose pensavo. Tranne fare sparire sti lettere. Prima di cantare i palitte, tagliate, arrivava la posta. Ma alla fine, chi vuoi di mia? Che diritto hai sopra di mia? Che sì, mio marito tu? Buono. Come? Non mi riscaldo io? E vi riscaldate piace? Chi voglio dicite? Beh, si dà il caso che vi venite macina e non magi. E quindi? E che è provato che marito me ve ne frate. E allora? E allora, per il rum vi vedete niente. Per il rue non avete diritto a sta putia. Chi da porta? I divini queta. E ringraziate. Sì, ringraziate. Che un netto colpa, che un unico voce e che un pazzo scandale. Come potessi fare? Sì, tanto i soldi di tuo Parrino ce l'avete. A casa puro. E dei 4 stracci che ci sono da renta, ve li porto io. Basta che Carinto non ci mettete più pere. E a Marigio, decidecelo. E se non volete, decidete, so come vi pare e piace. Basta che venite, la vita mia! Non era mio frate. Compare, fa dire una cosa, compare. Ma sì, io so, l'arrestarono, l'altro che è feruto. Ma quale arrestarono, quello feruto? Sei mai feruta? Come? Ferita! Ma chi? Donna Edina! Come donna Edina? Che c'è una donna Edina? Sì, perché i venti stavano a pezzano, ma sciognazzo con suo frate marito. Come? Ah, tu disgraziato ci passi giusto appena avete la donna Edina, il tari si in capo e voi da chi la facce? Ma che nudo c'era? Ma quale nudo? C'era tutta Catania! Ma come lo poteva pensare che sto tesoro? Picchio un disgraziato, l'ho detto sempre. Donna Edina che si fece? Meno male che fu veloce come una schiggia. Si mise piazzo al re davanti. Il mio confuso. È finita. Ma finita com'è? Parla! La ferita com'è? La ferita è buona, bella ferita. Ci piglia la vina. Bella profonda. Dura sua madre qua. Oddio mia. Senti, facciamo una cosa. Andiamolo a vedere, non è. No, sta venendo come compare Petirro. Vedremo se sono giunte. Petirro. Tali su. Aspetta che vengono a pigliare. Finite da stittare, finite di sdraiare, allestitevi. Avanti. Non ci capiamo così. Cammina, muoviti. Donnelia, signore, vi ringrazio. Facete questi quando la mettiamo a chissà? Certo, la chiede più lontano. Dice, sta morendo, non chiede più lontano. Ah, morinne. Non devano. Ma che fa? Siete due passolone. Su, siete. Dite che è bello. Ma ida, Sassitta che? Aracia. Forse. Ci avvici. Nedina. Ciuciate. Nedina, chi sto un poco sicuro ormai. La putia è mia, soltanto mia. E vostra finché vorrete. Aiutate, che desiderio enorme, richiami. Pure io. Callo, sicuro, proteggiuta ringraggio. Comparino, venite qua. Ciucia, vedi, Vedi, si compare mio. È giusto, ci sia una femmina qua. È pure c'è mia. Ma cosa ne A pazzi? chiamare vostra moglie, fatela vedere qua, allestite. La chiamo. Petirro, vieni qua. Si ciuciasse veramente.
Sì. È giusto che ci vuole una femmina per stare a vederci con voi. Certo, non ci sei tu. Ma chiamami moglie, scimonito. Ma tu a birra, sei imballato, c'è con lo pacco. Sì. Donnelli, mi pare giusto, dico io, penso io, soltanto io. Che ci si viste una femmina, picchicchia e femmina, e mica ci posso pensare io. No, allestitevi, corrite. Vado. Oh, casbambao. Compare Nino, ne vedremo dopo. Come se li ho tutti in casa in nero? Chi me la starò solo, dannatina? Mi sento male pure io. Madre mia, chiamato dottore. Madre mia. Hai tenuto bella, come ti senti? Male, malissimo, mi sta partendo la testa. Maria mia, ma sai che ti dico che ora figlia mia ti rugno una buona notizia e a così ti passa? Una buona notizia? Sì, lo sai, niscio, era sera. Marigio, mischineggio, 3 mesi di carcere si fece, ma buona notizia non è chissà. Lo sai qual è? Ehi, che pinduto, tutto quello che ti feci è un lura dittare se proprio nei doveri, ma domandare di perdono, ma poi se l'avessi inteso riesci che dentro allo carcere un vice altro che pensare se Mattia ed è innamorato già sei prima e ti vuole bene 100 voti già sei prima. Meno male. Maria mia, Maria Santissima, che dolore. Maria, sangue mio, per una mano ragione hai. Sto rando l'ore testa, ti sta levando piacere. Ah, che soffrire non ci può niente. Ma io ho picchiato 5 bustini di fina acetina senza calmarmi. Niente, tu dico io. Tu ormai ti persuaresti questi pericini. Un di voi convincere che chi figlia mia sono tutti imprenzamenti. O sai che ti dico? Che ora ci penso io. Ti faccio una bella pigliata d'occhio e ti faccio passare subito. Che mi fai, a pigliata d'occhio? Sì, che ti ha dolore in testa. Chissà, ci dico 4 parole ingucchiate e stanno certa che ti passa subito. Oh, bella magista sarà capita un cucchiare, quali piatto, quali parole? Questi sono tutti imprenzamenti, Sara. Ancora, a parlare così. Ne hai visto io questi imprenzamenti, ne hai visto. Chissà se tu lo vuoi sapere per mia, un né cosa di stomaco e né di malattia. Chissà, o è troppa amalapulenza degli cristiani miriosi che ti fecero ruppo, oppure è a troppa benevolenza, o sai di cui? Di marito. Lente, tu figlia mia, lasciare fare a mia, ci penso io, figlia mia. Già mangia sarà un face di niente che mi ha detto che stai dolore di testa. Sì, tu ti diresti, papà sonazza. Maggi mia, ma la va dirigia. Zitto te. Muta sogno. Ma che sta facendo? Che stai facendo, Sara? Ci stai mettendo l'olio, zitto te. Ah, che stai facendo? Non è che mi allora di capito, vero? Allora di capite, zitto te. Sempre fanatica, ma tu sei, zitto te. Maria mia, mettiti dopo. Femma denuzza mia. Corna cornicchia, l'aglia cucci spicchia, la nuci cucci arri, ci punti risicarri, una rasta di zamarra, un virretto di mavarra. Maria, denuzza, fa come un mare in tempesta. Ma c'è perché su figlia me non vuoi a reggere? C'è la dolore di stadio, chiavi. Nanna di leona, un virretto di feriuna, che è andata con le spingole nella cucca e l'astima sempre ringia la ucca. E denuzza bella, usale mi scordavi. Madre mia, aspettami, denuzza, aspettami. Questa vecchiaia, Sara, vecchiaia. Sangue mio, mi impingio, vecchiaia. Che rango sei denti, mi impingio la vecchiaia, mi impingio. Pigliamo pure sto caspettina risale. Mi impingio a denuzza.
Non ti muovere, ti non mia che stai arrivando. Ferma sul mio Non ti Sara. muovere. Non ti muovere. Madre mia. Atinuzza, ferma. Ferma sul mio. Acqua caura comuto e con spirito ardente, contro le meriusi e le mala gente, a vista o ammucciati, vicini o lontani, a morire tutti avvelenati. Fora! Fora di casa! Fora! Della meriusa! Non cazzo dice? Com'è? Che dici? Come ti senti? Peggio. Aspetta, Tinuzza, che mi alludai tutte le mani. Sai che ti dico che me la tira a lavare e rattingia. Aspetta un attimo. Madre mia, santissima. Io vorissi chi sta vecchiaia, chi da che ci curpazza Sara. Sembra così che io ricordo. Tinta nell'animo, in tutto. Madre mia. E ancora sto dolore di testa non è che mi ha passato. Niente, proprio niente. Mariggio, ci colpa, Mariggio. Hai tenuto sapesse tempo. Un rubinetto giniscia l'acqua. Sembra vecchiaia Sara, sempre e comunque. Hai tenuto ragione hai. Turissimo. L'olio tu toccare, non te l'ha cogliuto. Il forza non ti può passare sto dolore in testa. Niente, hai tenuto. Sai so quello? Chissà che era malavolenza. Chi sta era a benevolenza rimariggio. Che poi mischinetto ci miseri carcere si fece pittia. E chissà sa come non ti passa. O capisti so quello? E a benevolenza rimariggio. Però ci voglio fare scongiura a rivesta. Oh, beh, già mangia Sara, non facete più niente che mi si dia, Maria mia. Ma così pensi? Hai denuzza? Ma che fai? Che c'è? A cuvite? Resta qualcuno? No, non mi sta nudo, a cuvite. Non mi sta nudo? No, a come a dire, Sara? Niente, siccome c'è il marito che spassa e spassa e dopo sutta. Stupinzeri, io. Come? Finivo che fino alla aerei facevi come una foggia per il giù. E in compenso mi abbandonavano a sta maniera. Ma che c'entra, Peppicca? Poi tornavo. Sì, per tentare di tagliare mia faccia. Ma che c'entra, per gelosia che su fu un vero segno che ti voleva bene. Mischinetto mio, sempre che miseri carcere si fece. Foru picca. Ora è penduto. Troppo tardo. Hai denunziato? Questo è lo dolore in testa che ti fa parlare così. Tu rico io. Sara, ma mi dicete che niente che mi impozza che io sa il dolore? Mi va ghetto un capoletto che non ce la faccio più. Sara. Che dici? Ha domato lume. Che notte? Sono pensieri, capipi mia. A chi tu che la vai a pensare, uno pensa e pensa a mia, se resto scuro. Ma Talia sa studiato. Pure un gioco sogno ciunga. Niente, vecchiaia, manco un gioco non ci vedo più un giammiccio. Meno male. Ma quando mi ricordo preghiere, va? La meglio cosa è. Sì, meglio che ci precanticchiare in capo perché. Ma se no, non ne mi stai toccare, mi piace ti secca. Avanti. Avanti. Maria, grazie, signora Conte. Non sai benedetta freddo, benedetta frutto, sono Gesù. Donna Edina! Donna Edina! Via, manco ci si pregare. Donna Edina! Ma che sudda è? Un minuto, Nino! Un minuto! Donna Edina! Tu sei picciotto, figlio mio, ma oggi stai assai qua. Figlio mio. Donna Edina? Sì, tu ti parla piano perché è curcata. Chi, pinnotte? Sì, pinnotte. Ave dolore in testa. Ma forte lavi sto dolore in testa? Forte, la veneno sto dolore in testa. Non ci può tenere, manca pigliata rocchio fatta mia. C'è io. Ma lo sai che c'è marito qua fuori? Lo sai che c'è marito, non ce l'hai detto io. Ma Ida, figlio mio, non ne vuole sentere manco ciao e manco un nome. Come manco ciao, manco un nome? Ma con ci piglia copione con veri femmine come? Chiddo fa come un pazzo. Spassa e spassa di cassuta. Lo capivi? Ma prima lo volia, ora non vuole più. Ancora va a nascere quel che vi capisce a viaggi femmine. Come? A viaggi femmine? A viaggi mascoli, non a viaggi femmine. Talia, che bella, tagliatela. Che hai?
Sicuro forte la c'è dolore in testa? Ti rissi con cipotti, mango, pigliata rocchio, fatta mia, come che la dire? Sì. Ora ci penso io. Vuoi vedere che con due parole sto dolore in testa non c'è più? Vedi so come fare, che a dire? Donna Edina! Donna Edina! Un momento, Nino! Un momento, Nino. Stiamo aspettando a fare qua. Scusami, veri, pure. Nendo, non bisogna male di più. Donna Edina, uomo come siamo? Io a posto, lei piuttosto. Cazzo, stasera mi dice che avete dolore di testa, cose. Che le dolore in testa? Vinni ora, perché ci stiamo portando una bella serenata. Io, me compari Pitirro e me compari Neli. Come, Donneli? Non c'è male. Tant'è vero che mi vanno a birra decisivi a che cosa, donna Edina? No, avevi 4 giorni che non si fa vedere. Lo so. Interessata, E perché? E picchi. Faccio conto. Mi vedi qua tutte voi. Se viaggia avete a parlare tutte voi, io me ne posso ir pure a Drabanna se volete. Come volete fare, donna Sara? No, come va fatta a tutti lui, picchio qua mi volesse stare. E chi se l'abbiamo caputo? Sara. Sasara di Vinna. Lei si inizia e poi la chiamiamo, non ti preoccuparsi. Grazie a te, in casa mia mi assicuraro. Ma ti miei curiosità, vero? Curiosità è donna, vero? Sì. Donna Edina, ci stava dicendo. Ah, è bella l'uomo delle candele, potremmo parlare tranquilli. Me compare, non ci vuole mettere più pere, Carinda. E perché? Picchi, donna Edina, picchi. E perché? Dimmelo più. È innamorato. E di come? Di cuore mia, preoccupante fu sta cosa. Ero preoccupante fosse però. Che? Non ci sei innamorato cose belle su. Di lei, donna Edina, di lei è innamorato. E per sta cosa non ci viene più. No, non posso sentire. Perché è innamorato, ma abbandona. Ma non va bannuna, che siete precipitosa. Tanto è vero che mi mandavo qua. A dire, dici si vede che cosa, donna Edina? Ah, no, dici, tante grazie, ma non mi occorre più niente. Ma che sto stesso mi poteva dire idro, caucca sua? Che si scandava di compromettersi? Un uomo, donna Edina, lei ancora è picciotta. Non va a fare ancora l'esperienza. Si fidasse di mia, di uno qualche annetto in più di lei. Me compare, secondo chi penso io, non è che un minne capi si sediava cose, un minne, perché si vergognava. Vedete come mi compare, bello, rosso, massiccio, cioè strano che non vedete, dico, però. No, io. Fossi capaci pure di stare in terra meglio che c'hanno di Catania con un ammottone. Ma quando si parla di femmine, cara mia, è peggio tu coniglio un paesamato. La cosa strana è pure. Lei non se ne accorge di niente. Mai. Eppure, avassa sto fatto che è innamorato. Chissà, mia magari mi ha fatto questa impressione, ma siccome non mi ha detto mai niente, non mi ne ha parlato mai. E allora può essere pure che mi sbaglio io. Ma così dici te? Ma così stai dicendo? Ma non mi ha detto mai niente, me ne ha parlato mai. La comunione, la camisa, singilla. E me ne ha parlato, sì e no. Io ti pare che è meglio, secondo me che sono pure un poco femmina, perché. Cioè, prima mi dice non ci voglio mettere il chiappere, poi mi dice che faccia serenata. Ma io non sto capendo più niente, state facendo nascere fonde, mi pare come a mia qua, ciccio tocca mi toccami ciccio. E dimmi lo piate, ti mettersi raccolto, perché a mia, dolore di testa mi sta venendo. Anzi, chiamassa Sara, perché. Ma chi è queste cose c'ha da dare? Nino, mi facete un favore? Pure due, basta che non allestiamo. Quando vedete via Giannelli? Ma compare Kai, chi mi aspetta? No, tu ciccio vai bene con Petirro. Ah, ok, allora dici qua. Siccome mi ne vai di Catania, prima di ripartire volissi salutare e ci volissi dire due parole sole. Si può venire domani ce ne sarò grata. L'aspetto rintra tutta giornata. E picco si picca, donna Edina. Consideri fatto questo favore. Grazie Nino, gentilissimo. Non si può occuparsi. Grazie. Ma com'è? Non avete venuto a riparlare tutti voi? Una settimana che finimmo, Sara, e si arregamba ora. No, io risideremo se finero. Sì, tipo nella muccia da sentire. Grazie tanto. Donna Edina, considero fatto. Grazie. Che bella. Sasa! Che? Sempre baggiana, le Che bella questo falare, non che cave.
Ciao Freddy, ti pisce? Qualche giorno vegno, parola mia, e ci porto una bella serenata. Vero, portaci la tesora serenata che è picciotta. No, a lei, perché mi fa sangue. Non mi toccare, sai Nino, non mi toccare. E ci piacesse magari, Ida. State soccorrisci. Truffante, ma scalzone sei. Qualche altra cosa mi devo mettere, non lo so. Tu, figlio mio, se continua così, vero 100 anni gambe. No, non mi pare giusto, mi sono scuso Cesare, manco lei mi pare. Lei ne va a campare, lei ne aveva 106, non a campare 100. Anzi, quanto è disgraziato, ma io vecchia ci sogno. Ma no, decrepita come dici tu. Disgraziato. Oggi mi ha scupito pigliato. Disgraziato. A mia mi dici 100. Levati. Sasara, non si... Ma ricacci vai io. Non si arrabbiassi, si fermasse. Questi sono scherzi d'amore. Scherzi di rimenanna su. Ah, se non fossi maritato, cara mia. Ma che niente che facesse se non fosse maritato? Che facesse? Che facesse? Mi dici qua e ci... Carina, mi rompi tu lo addio, cuore tiranno. Ma io t'assecuto, addio. Chiesto, è un furfante, picciotto. Chiesto, sto malandrino che era 100 anni gamba. Perché è un furfante. Maggi, quando mi assetta andicchia. Maggi, la carina mi... A vecchia anzipita, ciacchiana l'acido, l'uligno e frariciu, e un zevicchiu. A vecchia quando è vecchia, a faccia ciarrapacchia, così fa... Madre mia, ma io ero un disgraziato, e fora! Vattene fora! Ma come a fare con questo? Come a fare con questo, come a fare? Ma ripigliare andicchia. E che lo posso sentire a questo? Ma ora che ci penso, picciotti me, e tempe me, era un'altra cosa, era. I picciotti ragionavano tutta in un'altra maniera. Come mi ha parlato Sasara? Si svegliava, stavo già. Con qua a parlare, con tia, con me stessa, con tutte, scelto. E sentiamo, chi decide con voi stessa? E che decida, figlia bella, lo sai so curico io? Rico che tempi me, i picciotti ragionavano in un'altra maniera. E facevano, sai socco? La volontà di Dio. E qual era la volontà di Dio? Qual era la volontà di Dio? Era che quando una picciotta ci ascidigava con un bravo picciotteggio, o era richissù, o meglio morta. Con un bravo picciotto? Lo sai che ti dico? Che ora i tempi cambiarono. C'è un altro sistema. Che ora, figlia mia, a 2 mesi si connortano subito con un altro. La verità che sai? E così vitte. A che pariano che stavano morendo d'amore, a che tutta una volta cangiano e se ne pigliano un altro. Che tempi Gesù che ci sono. Sasara, tempi. quando vedete tuo marito per fare i misteri scorsa? Senti, figlia bella, a mia mi dici sti cose? Abbiaggia. A mia? Abbiaggia. Io ti ho voluto bene a te come una figlia, ti ho tenuto a casa, a me mi dici sti cose? Buono, non vi scrupuliate. Non scordasti votando quando faccio tuo marito mi abbandonavo come una pezza vecchia e una via più che venire per pagare la camera mia. Viauce, mi tasto fora senza pietà. Che scusa che veniva per suo nipote di Biancavilla. E che ci diceva menzogno? Vero era. Ma hai pure i testimoni se vuoi. Ma quando tornai i soldi che mi rese Donnelli, per suo nipote non esistia più. Ma figlia bella, non esistia più perché ci aveva arrivato un telegramma di suo padre che si aveva aggravato. A pappatere subito, che isso fu? Buono, come che? Io vi pago, ma avanzate qualche cosa? I vostri consigli ve li potete risparmiare, perché se mi girano, mi ne vai a una giabbanna. Talia, mo sai che ti dico figlia bella, fai bene porci ed elemosine parrini. Io, perché vieni qua e ti vedo a portare la notizia che marito era penduto e voleva tornare con te e tu! E non voglio sapere più niente! Ma come? Disgraziata femmina, non t'ho stato! Non è stato, un sogno libero di mia da mia volontà! Maria mia, chissà mia, mi sta facendo un fuggire stasera! Senti qua, figlia bella! Lo sai che ti dico? Chi mi dice? Che io... mi ne scotolulale, non ne voglio sapere più niente! Non ne voglio sapere più niente di te! Tu, figlia mia, ragioni come fogge! Io... Sì,
se volete, portateci sto messaggio. A così si risparmia di passare cassuta e fare irririre gente. Picciotti, la Giaeni, Maria che Maria, stiamo morendo. Si batteva petto come una disgraziata perché marito l'aveva lasciato e ora non ne vuole sapere più niente. No. Ma come si fa? T'arrangi, figlia mia, t'arrangi. Quando me ne vai? Ehi, TV, non ci avete perso tempo pure. Tu sei la vita mia, senti sta serenata, io canto via la notte. Heidi, posso giacere? Tu hai la porta aperta. Perché un po' di giacere, già siete, ma non so con quali intenzioni. Ne oggi non abbiamo niente che dire, ne? No, Heidi, non è vero. No, non è vero. Io va a dire tante cose. E soprattutto una cosa va a dire. Fatemi vedere il braccio che vi offesi. Voglio passare tutto fino a quando non è uscito. Tutta ora finisci io sta tenerizza. Tutto sta amore sviscerato ora vi vinne. E quando che anzi sciati, morta di fame e di freddo e vi priava come a Gesù Cristo di non abbandonarmi. Perché non vi come visto tanno, Edina, tanno era pazzo. Ma ora sogno qua per fare discutere tutto quello che ti fece. Perdonami. Per perdonare vi perdono. Se era per mia manco sti gemisi di carcere avessimo fatto. E allora perché mi respinge? Perché mi radere voi? Non mi volete più bene? Io no, non posso dire menzogna. Di non era così. Io lo saccio, mi meritassi il rispasimi più possibile e immaginabile. Ma tu sei buona e caritatevole, non so che non lo farai. No, sentite, io non parlo per vendicarmi e non vi voglio fare credere una cosa più naucia. Anzi, perché sogno buono e leale, non vi voglio ingannare. Se venivo giù in misera al re, io vi perdonavo e vittavo il prezzo contro. Ora è troppo tardi, ringiami cuore, piace, non ci siete più, ecco. Ecco ceno tuo cuore. Va, levaci l'opera, va. Cazzo, ma stavano meglio di mia. Sente, no, per vantarmi, ma uno come mia, non tutta Catania, ma manco su c'è che calanni te dove? Che mi manca? Eleganza forse, gioventù, dinare. Femmine, ne potessi avere quando ne voglio. E tanto meglio, allora perché cicca da mia, perché? Come perché? Perché quando ero in carcere capivi con molto stare senza ripiate. Sogno pazzo di Tina. Mischino. Pazzo quando mi abbandonaste, pazzo ora che mi volete una giavota e una bella comunità sta pazzia vostra. Fate cosa a convenienza e serve a tutti l'usi. Ma se vi oggi siete pazzo, io sogno ragionevole e voglio chiamare in uomo ragionevole. E questo uomo ragionevole, sentiamo. Neli, chi tu che ti vuoi serenate? Vedete che gelosia vi fa parlare. Tutto sta amore finisce perché siete gelosi di vostro frate. Ma se io mi giardinasse ancora appresso di viaggio come una Maddalena, mi trattassi vappirati come prima. E se non era Pinnelli, chi mi ha fatto chiossare un frate, che ne fosse a storia di mia? Sente, di quattro palanghe che t'ha spiso, ci li restituisci io con tanto quanto, non sono niente per mia. Ecco, chi so di riciclo sa sistema tutte cose, ma per certe cose non ci basta manco tesoro di Sant'Agata. Sentite marito, sogno stanca, non ci faccio più. Mio pensiero viaggia tanto, voi sapete, femmine, ne potete avere come Arrina. Pensate ad oggi che il signore vi accompagna. Chi a mia non mi abbandona. Ora ma annoiaste, basta questo tono che ti pigliaste, io venni qua perché sei cosa mia e perché ti voglio buttare con mia e voglio vedere cosa buone. Io mi pongo. Mischino, a viaggio mi pare che ho sogno una ripigliare la sarà a piacere vostro. Tina, basta, non facciamo più chiacchiere, Marito ti viene. Tina, non mi pigliare da così, sai, Marito, ti vede che chiamo gente. Ecco chiame, Anneli. Sì, Anneli. Vedi che è iddo, lampimi la tinta con di auta. Chi ti passa, si manata? Magari ci assomigliasse a un'anticchia, non siete degno di nominarlo. Basta, Tina, ti rischi capire con me. Dale! Non è Tina, che fu? Per carità, presto! Vegno! A chiana, che ci pensi io per tia? Ora, ci penso io per iddo, l'ammazzo.
vota buona! Sparate, mi compete l'opera buona. Che c'entra? No, tia, che poi mi dice che ammazzo femmine. O tu hai, zora, bella chiana! No, Neli, una chiara di più, una chiara di più. Chiara che fa spesso! M'ammazza, Neli, m'ammazza! Ma ammazza cue! Vostro frate! Ma ammazza! E come, scuro? Unnesi! Vieni qua! Ti faccio magari l'uscio! Ammazzami, vedremo! Solo questo da mancare fare! Nino! Un barinino! Com'è? Unnesi! Ma non essere! Sento mi ammazza, scuro! Io sono di famiglia, sogno! Che mi metti sto Cazzo! Vieni qua, entra! Ah, Mariggio scherza! quella tua, no? Venite qua! A domate l'uomo! Domate! Mia mano mi gema! Ha studato! Stai fermo, Nino, per favore! Filmati, per favore! A domate, gioco! E levate! Fatti buono state! Prima che ti levo su cuccia il gioco! Nino! Sì! Pensaci tu! Levaci su cuccia! Pensaci tu! Che cosa avetta? I cannelli fiacchi da vecchia, Sara! Sembri Pirucchiosa per nascita, chi sei? Chiave sta, sai che faccio chiave? Che fare io? Levaci su cuccia in zacchetta! Meglio fosse. Amoni forza, dammi queste cose che devo con zacchetta. Forza! Come tu! Un mare. Va bene, picciotte! Aspettamone! Pure io. Onetina, ve ne permettete, giusto? Pure io ma aspettare. Assettate! Che cose lunghe sono. Petirro! A Lauro che sta chiamando. Petirro! Chi presente cose lì, fa muccia. Che c'è? Ti scandaste? E poi sta la salsa proprio. E perché si gioca allora? No, siccome la stava chitarra da sutta. Sì. Vabbè, va pigliale, va. Va piglio. Signaro, picciotti me. Va piglio un torno. Sì. E torno forse. Vai lì. Dai, non ti girare, compa. A Sara te li buttavo. Chi da sempre presente? Grazie Sara. Gentilissima o solito. Ora si accomodasse pure ossia. Oh, tutte qua, facciamo bella. Visto che siamo tutte, ne facciamo una bella ballata. Una ballata, sì. Io abballo con marito. Sente, non dalla gare. Un ballo che mi fare tutti noi, che a me mi pare troppo scritto, mi pare. Ah, che si tragico sonno. Donnetina, cosa voleva Don Marigio? Che vuoi? Signore mio, per carità, si viene vita a discutere, i ti vinni fuori della mia casa, perché ho cadingia un moglio, né sconza opera e né guardia di costura. Non ha caputo niente sta vecchia, non ha caputo niente. Ma quale questura e questura? Che sono due amici su. Ma quali due amici? Sono due frate. Chi state dicendo tutte noi? Quali frate? Cagna non siamo frate. Ah, lo sai allora? Lo saccio. E te ne compiace? Me ne compiace. Perché così? Flore e salute. Ora, che volevi, Donnetina? Dillo tu allora a sto punto. Sente, che tu che volia io rida, a te non ti interessa, né a te, né a questi quattro babbalecche che ci sono qua. Piano con le offese. Picciotetti me, per carità, ve lo dico, parlate con buono. Buono? Parlate con buono, dico io, con buono. Ancora questa toccata chiave, oh, incidenta. Per favore, parlate con buono. Adina! E tu, che puoi fare succedere qua? Io, perché vi rivolgete a mia? Ecco qua che mi rivolgere, come nanna che buona borsa. Potevamo rivolgere. Ca figlia mia, a sciarra è pacucia. E a cucia sono la caputo. Se tu bella mia, un capisti? Che ti sei tagliato. Insomma, chi è in questo ciriveggio? Chi è in questa menuggia? Chi è? Allora, fermi tu. Sotto me. La situazione parlo io. Zitto te. Parla Ida. Certo, la situazione è questa, ve la voglio spiegare. Marigio nisciuro carceri ed è pintuto di chi fece. E ora si vuole pigliare Aitina e si la vuole portare. Ho capisto? Questa è la situazione. E io non ci voglio dire. Oh, tagliame! Ma che te vuoi
risentimento a te! Ma che sa che ne esce fuori tutta nella moda? E poi io dico, come fai tu? Come? Come? Un ballicchio ora? La spiego io! La situazione com'è? Zasara! Donna Edina, Sì, su. Ognuno che ha una volontà. Giusto. Zasara. Cazzo, ti sento. Donna Edina, che cuore in mano, tutti questi cristiani che siamo presenti. Un cuore in mano. La va a dire che lei non vuole più bene a marito, vuole bene a nato picciotto, a nato cristiano, e su cristiano. E me compare Nelli. Madre mia, signori miei, a te mi rivolgo, signori miei. Prega. So che stanno sentendo sta ricchi. Caccia, un mondo buttato sotto sopra, signori miei, un mondo buttato sotto sopra. Come? Bella mia, tu lasci tagliare a bella mia, che tu lasci qui su. Tagliano, quanto è bello. Chi è bello come lo sole. Non si può tagliare. È ricco assai. Più uno. Come sei rinende? Donnelli, la verità fino a stionno non ha fatto mai male a nuggio. Quindi ci posso dire. Ma poi chi sa te? Te l'ha detto mai, ti voglio bene. Buono, finiamola così. Cimbellina. Vero è, come dice mio compare Nino. Parlate con sincerità. Ormai non c'è più niente di scandare, se. Vero Sfacciata con Giovano! Dai mamma! Chi tu tocca mentre picciotto meno male che era babbo, chi deve tocca? Piano. Ora parla a me compare, eh? Tu fatti dopo maglioncino, dopo cose. Donna Edina. Siete quelli persuadite? È vero? E no guido, sarete sua moglie. Io quest'obbligo non ce l'hai. Perché tu da sposi, è vero? Non ti preoccupare, ma sposo. Tempo 15 giorni. Sì. Massimo 15 anni e mio marito, va bene? Bravo. Ci aiuto io. Per dingi. E comunque, visto che c'è questo matrimonio, io voglio fare testimone. Compare Petirro. Poi, Nati, già, domani stesso ci mettiamo in panne. Buono. Signore me, a questo punto, vai il carrotto a romperla tutta. Basta buttate un po' confette, signor. Non ti preoccupare, perché sei altro. Donna Edina. Che va a arrivate a sto punto. Tante grazie, Donnelli. Ringraziatelo pure a Donnelli, un vero galantuomo. E ti so con vista a ringraziare, sentiamo. Non c'è bisogno di ringraziamenti, stasera. Finché non siete sua moglie, io sono sempre a vostra disposizione. Tante grazie, Donnelli. Vai, obbligo magari. Ehi. A chi ci pensi io poi? Ci pensa io ancora. Tutto buono e benedetto. Se ci pensa io sono contenta. Non manca che fare, Donnelli. Non abbiamo più niente da fare. Dobbiamo dire? Ancora cosa? Edina. Mi dispiace se magari ho dato qualche dispiacere. Niente, non ne vedremo mai più. Tante felicità. Addio. Ora dove compare questa calata, io cammino. Eli! Che fu? Non può essere già si tornato. Che non può essere? Senti Cinelli, prima di questo momento creda che piace mi volevo bene e mi aveva persuasa così. Ma ora no, ora sono convinta che io sogno ringia vostro cuore. Come piace si ti ringia che doveva. Sì, ci cabe. E ringrazio Signore che mi fece a donare in tempo. E eravate a viaggio. E dinanzi a Idro, e davanti a tutti, io vi dico che con viaggio, magari come amante, e come mucchieri ci venissi molto volentieri. Ma qui non è più, né come mucchieri né come regina. Ah, te che sei benatinta, Zitto te! Sono cufato! Ah, ci dessero malacurio, zitto te! Disgraziato Renino! Va bene, Poverino, sono cufato! Che sa, ce l'ha marito! Che sa, ce l'ha ciò femminatinda? Come vede, io i mezzi ce li misi tutte. Ma è meglio PTA che parlava bella chiara. Vadi mia! E tu, randotto babalecco con se auto? Arre! Per davvero ci chiede a chi che ti si dà? Ma che ti sta scherzando? Non è vero che stai scherzando Natina, come se tu fossi libera di te stessa! E perché non è libera?
Picchina, fece un patto con Mia che si può sciogliere solo con la morte. Già, e forza il suo contratto, via oggi mi poteva lasciare quando vi pare e piaceva. E io mai! E a Mia potevi dire pigliatilla che non voglio più e poi renni mille che voglio a re. Che sta succedendo? Sai che ti dico? Sai che mi dico a tutti piace? Che ora l'opera finita! Ma vieni la pistola! Compare, lasciamo morire! Ci ha pensato la libertà! Ci ha pensato la libertà, compare, lasciamo morire! Madre mia che rango sedente in casa mia! Marenino! Che rango sedente, stai Marino, morendo! grazie. Signor Uzzo mio! Sono fosse stato per te, ci avessi spezzato la libertà. Ma no, non Carmine! Madre mia che rango sedente, picciotte me! Stai morendo! In casa mia ste cose! Vedi che bella chida! Motta sogno! Stai morendo! Vieni a dire tutti! Vieni a dire tutti! Stai morendo! Anche il sonno stesso. Ma Ti quando? piace? Aveva la nostra casa. È vero Edina che ce l'avevamo? Si viaggi volite? Sì, Con tutti i sacramenti. Madre mia. Chiesa e municipio. Sì. Cucci! Santa Barnaba! Aiutami tu! Santo Padre, ti scudaste! Santo Padre, Sant'Antonio! Santi tutti dell'opiatorio! Madre mia, quest'auto! Quest'auto! Pigliare, oh! Ma come faccio a pigliare con chi la mettere in capo? Ma non sapevo che ci facevi Corinda! O cambia stagione, che facevi? Aveva perso a cappello. Ma tinne, va! Mi ha chiesto veramente, c'ho te per scandolino che La Sara. Usciato. Decidimi una cosa. Che poi nelle mie fammi arrabbiare! Quando va a andare a Edina, Ma chi è più pesante di Nele? Quando mi va a dare Edina? La frutta spesa. Fammi fare un punto. Aspetta che mi arrepiglio. Allora, aspetta. Hai ancora ciatuni? Ma come che la vedo ciatune? Vedete una cosa. Secondo io. E mi sa che è stato un marito. Ha parato a falare. A parare falari? Para. A paro falari. Comunque mi vi a dare. Ci sordi per mangiare. Scingolini, pa macchina ricusiri. Non guardate più. Saria ti sao, vecchia, ti sao. Ma basta no? Ma basta, Lucenti, ma basta. Vedi che contenta, la pasta. Chiama su scialle ora. Contenta. Come? Capitare? Come vicino la Scialle. Ma quali scialli? I tuoi Dina che possono scialli? Che mio ci posso No, rare? per favore, non avevo bisogno. Ma è un bisogno come ripetirlo. No, bisogno, non non abbiamo bisogno, bisogno non di cazzo su scialle chiave. Perciò bisogno. non avevo più niente che fare qua. Amonin. Amonin. Gli devinni tutti. Macci. Signor Uzzo Bello, grazie della razza che mi faceste. Se nero tutte, picciotte me, sta giornata fu veramente longa. Mamma mia. Picciotte, lo sapete che vi dico? Io restai solo e mi porta in già. Benissimo, adesso possiamo passare alle presentazioni degli attori. Allora, avventore Davide Urso, un applauso, accogliamoli con un applauso caloroso, dai, forza! Nunziata è la nostra irriducibile e instancabile regista Simona Urso. Brava Simona. Flavia Simona Simeti. Mastro Ignazio Andrea Marceca. Sa Flavia, la simpaticissima Loredana Grammatico. Poi c'è il nostro piccolino Pitirru, Davide Ballotta. La straordinaria, elegante Aitina Noemi Ferlito. Mariggio, detto noi lo chiamiamo il maestro con il suo stile sempre impeccabile, Pietro Hernandez. E poi c'è Neli, il gigante buono Alessandro Schifano. E infine il grande mattatore della serata, Pietro Polizzi.
Un applauso a questi ragazzi grandiosi, bravi. Adesso do la parola a Simona, che ha coordinato durante questi mesi questi ragazzi. Quindi Simona. Grazie. Buonasera a tutti. Forse sono più emozionata adesso che no prima. Niente che dire. Volevo ringraziare prima di tutto Emanuele, che insomma mi ha dato questo ruolo e per me è stato appagante, è stato gratificante. Quindi grazie tantissimo. Poi ovviamente ringrazio i ragazzi. Io sono convinta sempre che nella vita qualsiasi persona che si incontra lascia qualcosa dentro. C'è da imparare sempre. E io da ognuno di loro ho imparato qualcosa che porterò per sempre dentro di me. Quindi grazie veramente a tutti. Grazie. Perfetto, però poi dobbiamo presentare anche ovviamente i ragazzi che hanno curato la scenografia dello spettacolo, che sono Ciccio Vitti, salite sul palco, Elena Angileri e Arietta Di Girolamo. Salite anche voi sul palco, un applauso anche a loro. E infine invito a raggiungerci il nostro presidente Emanuele Barbara. Vai presidente! E aggiungo viva! Ciccio Vitti dov'è? Ciccio, sali, vieni qua. Dov'è Ciccio? Eccolo. Un applauso anche a Ciccio, che fa sempre il timido. Dai, grande Ciccio. Presidente, vuole dire qualche cosa? Tu Rugno, aspetta. Allora, grazie a tutti intanto per aver partecipato, grazie, non so più dove mettermi qui, a Simona Urso, perché a metà della, nostra avventura ha preso in mano le redini della regia e secondo me è stata eccezionale, quindi vi prego, brava. Anche perché Simona Urso, dovete sapere, che è una, delle primissime, si può dire, della Calviniana. La Calviniana nasce nel 2007 come compagnia teatrale, nel 2013 come associazione. Simona c'è stata sempre, quindi è ancora qui ed è più forte che mai. Grazie Simona. Voi dovete immaginare che le prove di uno spettacolo vanno avanti per tanti mesi, quindi immaginatevi, noi abbiamo il nostro gruppo WhatsApp, la sera delle prove qualcuno scrive non ho la macchina, non ho lo scooter, dobbiamo andare a prendere, ho il raffreddore, quindi potete immaginare chi è più grande. No, è giusto che la gente sappia che cosa c'è dietro ad uno spettacolo. Ci sono tante ore di lavoro, c'è tanta fatica, c'è tanto impegno, non c'è nessun guadagno perché qui siamo tutti per passione a livello assolutamente amatoriale. E c'è tanta buona volontà. Quindi secondo me la scommessa è stata vinta, il luogo si presta particolarmente per queste iniziative, forse dovevamo farla a fine giugno e non a fine maggio perché c'è un po' fresco, però su questo possiamo migliorare. Io non posso fare altro che ringraziarvi, continuare a chiedervi di seguirci e ringraziare tutti gli attori, tutti i soci, il mio eccezionale vicepresidente, visto che non lo cita nessuno, lo cito io, Sergio in camicia. Prego. Il nostro tesoriere Vito Reina, che è lì muto, messo da parte, ma è sempre presente quando serve. C'è anche un altro socio, Alessandro Rondello, che è uno dei primissimi tempi qui con noi. Grazie per essere venuto. Ci sono tanti altri soci, Alessandro, Dario, spero di non dimenticarmi nessuno. A questo punto c'è anche, Roberto, Gabriele, Franco, Marino, nuovamente grazie di tutto. Grazie a voi per essere stati qui. Chi non avesse ancora lasciato neanche €1, vi prego di andare là e di aiutarci per questa buona causa. Direi che non abbiamo altro da dire. Grazie a tutti, buonanotte.